Porca troia, adesso ho capito perché quella volta avevo preso lo scanner, no? Perché praticamente quando vai a ospedali, no? Ti danno 50.000 plicconi corani di carte e ti sale la voglia di prendere lo skate, no? Mentre nella vita normale, no, assolutamente no. Cioè, che cavolo serve? Ho detto skate? Ah, volevo dire scanner. Ok. Sono gli effetti della mascherina che non fanno passare il sangue al cervello. No, una cosa che mi dispiace. Ciao Coletto, porca troia, ho trovato il mio migliore amico d'infanzia qua dopo anni, porca puttana, e cioè ritrovarsi così con le mascherine, eccetera, che non ti puoi vedere per parlare bene, eccetera, eccetera. In più, con vecchio da Drio che ascolti i cassi nostri, quindi insomma te che sempre anche un fiato di suggestione, no? E per carità, vabbè, da rifare, però vedi, come diceva anche lui, no? È con queste cose che riscopri, no, quella quotidianità, no, che ti mancava e che poco apprezzavi, no? Come quando ti dicevo anche l'altro giorno, no? Che anche i piccoli viaggetti, eccetera, potevano sembrare cazzate, però dopo vedi, quando iniziano a mancarti, dopo effettivamente già la dici, cane, sei vivo? Sai cane che sono entrato in ospedale con lo skate? Ah, non me l'ha detto niente! Ma dappertutto sono andato con me skate! È una figata quello skate, ragazzi, è una figata. Mi piace perché veramente siamo degli italiani semplici. Allora, sempre in giro con la mascherina, no? Però dopo, vedi, no? Tra persone, quando si trovano, gruppetti di 3-4, allora via la mascherina e a parlare tutti vicini senza mascherina. Cioè, bravi. Per chi mi chiede, no, di tenere un cane in camper, no, come si fa a tenerlo, eccetera, guarda, questa coperta non ha neanche 24 ore, guarda, è strabomba di peli. Non ti dico poi ovviamente l'alcantara e tutto quanto. E per terra il disastro, il disastro, il disastro. Questo semplicemente per toglierti un attimo fuori dalle favolette e dirti, guarda, se vuoi tenere un cane, sai che o vivi in mezzo allo sporco o tutti e due avrete la vita abbastanza difficile, questo per vivere ovviamente all'interno di un camper. Le bave che stanno scendendo da quella bocca, il pavimento sempre pieno di bave, perché c'è il suo mangiare a riscaldare. È così Italia. Cioè, quello che voglio dirti è che bisogna uscire da ste favolette del cazzo, del tutto facile, tutto bello. È bello un cazzo, cioè voglio dire, ti faccio vedere la realtà delle cose, no? Perché poi, giustamente, come ti ho detto più volte, anche per il discorso del cane, poi uno prova e ci resta bastonato, insomma, ecco. Quindi la verità è questa. Tanto velocipio, amore bello, tanto spirito di adattamento, tanto ma tanto sporco, tanta puzza che non hai neanche idea. E soprattutto quando si avvicina al caldo, esatto, che ti alitano dappertutto. È bella pussona! È così. Ah, l'Italia, un messaggino aggiornamento, diciamo, no? Allora, come sai, questo è un periodo un po' particolare. Allora, ho vari lavori da fare, quindi non riuscirò a stare molto dietro ai video. In più il CP, ok, che mi è stato male, poi vabbè, veterinario e tutto quanto, adesso sta bene. E la salute di Singano, allora diciamo io da tanti anni, per quanto tu hai sentito negli ultimi anni le magagnette che ho, io da tantissimi anni soffro di tipo gonfiori di stomaco, poi attacchi di panico eccetera. Adesso ho detto tagliare la testa al toro, sto iniziando a fare tutte le analisi del sangue, tamponi, disastro di tutto, in modo tale da risolvere questa cosa qua. Magari c'è qualche alimento che sono allergico eccetera eccetera. A proposito di allergie, una cosa che non ho mai detto nel canale, io purtroppo sono allergico ai cani, quindi è un po' tutto un insieme, insomma, ecco, io adesso nel periodo estivo che inizia un po' a far caldo non riuscivo più a stare con il CP, mi fa troppo sporco, con il caldo che viene su
non si respira più e sta malissimo anche il cane, perché se ci metti 25 gradi il CP inizia a litare e arrivi a 30 e passa tranquillo. So che è brutto, però come ogni estate il CP sta nel giardino della mia vecchia casa e poi quando c'è andare in giro ovviamente la prendo, quando c'è andare in giro in posti freschi, perché se devo stare a lavorare eccetera col CP mi sta chiuso in camper, ne soffre, non è vita neanche per lei, insomma. Finché è inverno va tutto benissimo, autunno anche, poi estate ragazzi è così purtroppo. Tra l'altro appunto una cosa che credo di non aver mai detto, io purtroppo siccome da anni che avevo questi problemini, una volta ero andato a farmi il test completo delle allergie. Io sarei abbastanza allergico anche al cane, quindi capirei che stare dentro in camper con il CP per me è una cosa difficilina. La faccio perché ovviamente è il mio cane, è parte della mia famiglia, però non è cosa facile per me. Hai visto, ovviamente tengo sempre pulito, scopo 20 volte al giorno, spazzolo, butto l'Aust 3 in 1, ho preso il purificatore d'aria, gli ioni negativi, cioè faccio il di tutto, però è dura ragazzo, è dura. E d'estate purtroppo ancora di più, non so, d'estate si sente il tutto. Infatti ho avuto una controprova, vabbè, già lasciando il CP Poretto nella casa vecchia e dormendo io da solo in camper, credo di non aver mai dormito così bene, cioè nel senso che proprio l'aria e il tutto è diverso, perché la mia purtroppo è un'allergia asmatica. Io ho saltato anche il militare per queste cose, ho avuto il Ventolin e tutto quanto, sono stato portato via in ambulanza eccetera eccetera, e purtroppo muffe, acari della polvere e cane, purtroppo è così ragazzo. Ah, in più mi ricordo, anche se non c'era scritto, le farine, difatti cioè non le farine da mangiare, ha detto quello mangiale tranquillamente, mi ha detto se vai in pizzeria non star mai vicino a dove fanno le pizze, quindi purtroppo Singano se così, ti sei scelto un Singano abbastanza sfigato, cazzo. Però vabbè, per il momento adesso tutto bene, ecco, io adesso sto bene, sono stato malino oggi, ok? Comunque le analisi le avevo già fatte, non ti ho fatto i video, vabbè, ero andato all'ospedale eccetera a far tutto quanto, adesso tra qualche giorno avrò i risultati e li darò al mio medico e basta, dedico questo tempo per lavorare. Adesso sto facendo un video delle puntine per due motivi. Il primo è per distrarmi un po', anche se sto bene, comunque sai che per me fare i video è un tipo giocare ai videogiochi, cioè per me è la stessa cosa, giocare un videogioco o fare video è la stessa identica cosa, no? E quindi quello è il motivo numero uno. Motivo numero due, tac, sì, ragazzo mi serviva per lavorare. Ciao, avevo detto niente monitor, niente tastiera perché volevo più semplicità eccetera. Ho visto che però lavorando con i notebook, a parte che vado malissimo con la tastiera del notebook, ti si intorcono le dita, mi vengono tutti i tic nervosi eccetera, sto molto inclinato con il collo e mi vengono quei mali cervicali che non hai neanche idea. E quindi per lavorare, solo per lavorare, magari anche per montare qualche video, per carità, perché no, mi attacco il monitor e la tastiera. Questo qui è anche un 4K, quindi vado veramente da Dio a una risoluzione estrema e posso tenermi, non so, un sito internet nella parte destra con gli appunti in alto nella parte destra e nella parte sinistra tutta la parte amministrazione con gli strumenti per lavorare eccetera eccetera, una straffigata, veramente una straffigata. E soprattutto ho notato che sto dritto con il collo perché è altino e quindi sto dritto. No, bella cosa. Singano, ma non lo sai che le riprese negli interni qua così andrebbero fatte col Sigma, non con sto obiettivo? Va bene, dai. Cioè, perdona, è proprio un aggiornamento velocissimo. Questa era la tastiera che però ho paura, niente, dovrò rendere perché non mi trovo mica bene. È buonissima come tastiera, però io ho lavorato 11 anni in un ufficio, in più tanti anni per i cacchi miei con il mio computer di casa con la stessa identica tastiera, quindi c'è un modello di Logitech che io devo ritrovare e non la trovo più su Amazon, che è quella che io conosco a memoria, cioè io vado qualsiasi tasto senza guardare, quindi lì lavoro a 1000. Un'altra cosina, chiudo, sì, non è un video, questo è più un aggiornamento così in modo da
renderti parte partecipe, ma anche aggiornato se poi per un periodo non vedi più video, ok? Perché prima praticamente avevo una fracca di video già fatti, tra l'altro fatti abbastanza da culo e velocemente col Filmora, quindi ne avevo tantissimi. Cosa è successo? È venuto fuori l'emergenza coronavirus, ho deciso, per farti compagnia, di buttarli fuori tutti assieme, 2 al giorno, e quindi tu ti sei trovato con un sacco di video e contemporaneamente però la mia scorta è finita. E adesso niente, ci starò dietro quel che posso, però sai che una cosa è molto difficile per me da spiegare, e anche se ho provato a spiegarla più volte perché può suonare antipatica, ma fidati che non lo è. Allora, a me fa tanto piacere quando mi scrivete sui commenti, su YouTube, sulla pagina, sul gruppo, i messaggi della pagina, i messaggi privati, i WhatsApp, i messaggi su Instagram, le email. Praticamente ho tipo 100-200 persone da rispondere al giorno, e è veramente un casino, soprattutto le email, i messaggi dove mi chiedono, mi mandano i vocali eccetera. Non ci sto dietro, cioè non ho il tempo fisico, perché appunto devo anche lavorare, e poi sai che se vuoi anche qualche video ovviamente non posso rispondere ai commenti, perché il tempo che dedico ai commenti è tempo che tolgo ai video, e già i video è tempo che tolgo al lavoro, insomma, quindi c'è questa fetta, no, da tenere ben bilanciata. Senti il Cipi incazzato, è incazzato col mondo. Quando è nella casa vecchia qua che la porto, lei è stra incazzatissima, è là che abbaia, corre dietro a tutti, le bici. Vabbè dai Italia, ci vediamo al prossimo video. PS, ricordati, questo non è un video, è una roba proprio fatta così, tanto per